ritrovati con Radio Veneto Agricoltura, la seconda puntata. La precedente l'avevamo dedicata ai vitigni resistenti e quest'oggi invece parleremo di agroforestazione. Stiamo in diretta, duplice diretta, sulla piattaforma Spreaker e su Facebook. Radio Veneto Agricoltura, appunto la puntata numero 2. Agroforestazione è un tema molto importante perché parliamo di politiche ambientali, parliamo di politiche agricole, parliamo di cambiamenti climatici, di biodiversità, temi veramente di grande attualità e importanti, su cui Veneto Agricoltura sta lavorando a vari progetti, e proprio per capire di cosa si tratta, cos'è l'agroforestazione e cosa fa in questo ambito Veneto Agricoltura, abbiamo con noi il dottor Federico Correale di Veneto Agricoltura, che appunto ci spiega innanzitutto cos'è l'agroforestazione. Bene, sì, parliamo di un ambito nel quale Veneto Agricoltura è impegnata da molti anni in realtà, anche se il termine agroforestazione è un termine molto ampio che comprende un novero molto elevato di realtà agricole e agroforestali che sono accomunate dalla presenza degli alberi nelle nostre campagne. C'è stata in realtà una grande evoluzione di questo tema e Veneto Agricoltura l'ha seguita un po' tutta, cioè a partire dai primi impianti realizzati con le misure di accompagnamento, poi con il 2078 e il 2080 si parla dei primi finanziamenti legati alle politiche agricole comunitarie. Noi abbiamo seguito un po' quello che era possibile in tema di innovazione fare nelle nostre campagne. Anche se parlare di innovazione quando si parla di alberi in campagna può sembrare una contraddizione, perché sicuramente l'albero in campagna è una caratteristica che accompagna l'agricoltura fin dalle sue origini, anche se questi pochi minuti avremo modo di spiegare come in realtà le ultime evoluzioni di questo tematismo, soprattutto nell'agricoltura nostra, un'agricoltura avanzata, meccanizzata e con una forte connotazione innovativa, anche in questa agricoltura l'agroforestazione ha e avrà sempre più spazio. In sostanza parliamo quindi di siepi campestri che delimitano le colture, parliamo di sistemi produttivi silvo-arabili. In sostanza di cosa si tratta? Si tratta di, diciamo che se vogliamo dare una definizione semplice ma abbastanza chiara di quelle che sono le ultime realizzazioni in campo di agroforestazione, parliamo di interventi dove non vi è solo la presenza dell'albero, ad esempio la siepe a margine del campo, ma vi è una scelta aziendale di abbinamento sul fronte sia di tipo ambientale, di sostenibilità, ma soprattutto sul fronte dei bilanci aziendali, della coltivazione di un albero con uno scopo anche produttivo accanto alle colture tradizionali, oppure nel caso dei sistemi silvopastorali, che sono più comuni nel centro-sud Italia, comunque non da escludersi anche da noi, l'abbinamento fra l'albero e il pascolo, piuttosto che il piccolo allevamento avicolo, eccetera eccetera. Stiamo parlando di schemi standard. Stiamo parlando, diciamo, di schemi. Di varianti anche. Allora, sì, le varianti possono essere infinite, anche se noi stiamo lavorando su alcuni schemi che si possono definire standard, semplicemente perché sono degli schemi che facilmente possono essere in qualche modo adeguati a quelle che sono le realtà agricole più tipiche della nostra regione. Hai citato prima il termine sistemi silvo-arabili. Nel sistema silvo-arabile si ha una consociazione stretta fra una coltura arborea di norma per la produzione di legname e la coltura agraria in rotazione. In questo caso stiamo provando degli schemi standard con delle specie che sono delle specie guida della nostra pianura. Per quanto riguarda gli alberi, le due specie su cui stiamo facendo la maggior parte della sperimentazione sono il pioppo ibrido quindi, e la farnia, quindi la quercia tipica delle foreste planiziali, quindi delle nostre formazioni naturali. I nostri contadini una volta sapevano cosa fare. Chi inizia, un giovane, come voi riuscite a trasferire ad un'azienda che parte oggi questi studi, queste nuove conoscenze? Ma l'idea è quella di mostrare,
e noi possiamo mostrare effettivamente delle realizzazioni simili. Sono realizzazioni giovani perché sono soluzioni abbastanza innovative, però nelle aziende di Veneto Agricoltura abbiamo avviato una serie di impianti dimostrativi e abbiamo anche contatto con aziende private che hanno fatto autonomamente la scelta di produrre in agroforestazione. È chiaro che l'abbinamento fra l'azienda di Veneto Agricoltura, che quindi può permettersi anche di fare della sperimentazione e di provare delle soluzioni innovative nel verificare se queste poi hanno anche un riscontro di tipo economico, e il paragone invece con l'impresa privata che realizza l'impianto avendo già fatto i suoi conti, cominciamo ad avere un panorama di interventi interessanti. Si tratta di schemi abbastanza razionali, dove il pioppo è alternato alla farnia e consente nel contempo di mantenere sostanzialmente intatte le pratiche agronomiche che noi effettuiamo sui campi. Quindi non abbiamo molto spazio fra l'albero e il coltivo, ma anzi le due realtà stanno a strettissimo contatto con delle tecniche poi di gestione adeguate. Una domanda curiosa: è tanto diverso questo sistema messo a punto attraverso la ricerca anche di Veneto Agricoltura con quanto, è la domanda di prima, con quanto facevano i contadini un tempo? Allora, dal punto di vista diciamo delle scelte produttive, no, non è tanto diverso. È tanto diverso nel momento in cui noi evidentemente caliamo la coltivazione dell'albero in un contesto agricolo che è il contesto agricolo di oggi, quindi un contesto fortemente meccanizzato dove non vi è di norma l'accostamento che vi era una volta fra l'allevamento e la coltura agraria, quindi le aziende sono andate a specializzarsi in maniera molto spinta e quindi è necessario proporre dei modelli che sono sicuramente simili dal punto di vista della visione complessiva, magari anche del paesaggio, ma molto diversi dal punto di vista dei contenuti tecnici rispetto a quelli tradizionali, dei quali peraltro non si butta via niente dal punto di vista degli insegnamenti, cioè stiamo recuperando sicuramente tutta una serie di valutazioni che una volta l'agricoltore faceva nella sua azienda. Certo. Quando si parla di siepi campestri si parla anche di ambienti biodiversità, si parla di ambienti naturali molto importanti. Perché cosa c'è dentro una siepe? Allora, se parliamo di siepi, che sono delle formazioni che per loro natura possono essere composte da molte specie, quindi sicuramente sono un'opportunità di aumentare la biodiversità complessiva della nostra azienda agricola. Parliamo di interventi che possono avere sicuramente anche delle finalità produttive, ma tendenzialmente sono stati negli anni finanziati anche mediante la PAC, quindi le misure agroambientali e le misure agroambientali finanziati per favorire in qualche modo una maggior sostenibilità complessiva dell'agricoltura. Le produzioni più tipiche di queste formazioni dal punto di vista economico possono essere i piccoli frutti piuttosto che piccoli prodotti, piuttosto che la legna da ardere. I modelli invece che citavo prima sono modelli più spinti dal punto di vista produttivo, mantengono una loro certa diversità, sicuramente consentono un accumulo di carbonio al suolo, perché ricordiamoci che le piante arboree hanno un apparato radicale importante che si sviluppa e che mediante determinate tecniche può essere compatibile con la cultura agraria circostante. In questi casi evidentemente abbiamo una gamma ampia che va da impianti con una forte connotazione naturalistica e con una piccola resa dal punto di vista del reddito dell'agricoltore, quindi anche fortemente sostenuti negli anni passati, a impianti invece un po' meno sostenuti, ma che però possono integrare effettivamente nel medio-lungo termine il reddito dell'azienda. Gli agricoltori ci credono? Allora, un crescente numero di agricoltori ci crede, soprattutto coloro, cito due categorie, coloro che già avevano a che fare con alcune di queste piante. C'è interesse da parte dei più apicoltori, perché è chiaro che soprattutto su grandi superfici una sistemazione come quella che ho citato prima, quindi con un pioppo magari ogni 10 metri, ogni 12 metri, 10-12 metri alternato a una farnia, consente di avere sostanzialmente un pioppetto diffuso sull'azienda, continuando a fare agricoltura e non a sottrarre dei terreni per la piopicoltura.
E l'altra categoria che è molto interessata a queste soluzioni, magari con soluzioni più varie, è la categoria degli agricoltori biologici, dove evidentemente i modelli invece possono essere su piccola scala molto più variabili e puntare anche al piccolo allevamento piuttosto che alla produzione di frutti, sempre però con una strettissima correlazione fra la produzione agraria e la produzione che deriva dalla presenza dell'albero. Ed è questo che connota l'agroforestazione rispetto a altre pratiche di tipo ambientale, che comunque sono pratiche auspicabili nell'azienda agricola, ma che spesso non hanno poi un riscontro da un punto di vista reddituale. Come entra in gioco l'agroforestazione nella lotta ai cambiamenti climatici, che è una politica importante che l'Unione Europea e non solo sta portando avanti? Direi di sì, l'Europa ci crede molto, forse più di alcuni paesi e di alcune regioni. La rete europea per l'innovazione, l'EIPAGRI, andando anche a visitare il sito, ha dedicato un focus group proprio solo all'agroforestazione. Tra l'altro abbiamo avuto anche ospite una riunione del focus group agroforestry nella nostra azienda di Valle Vecchia e è uscito un report molto interessante, e in alcuni paesi come in Francia l'agroforestry fa parte è uno dei pilastri delle politiche per i prossimi decenni in agricoltura, perché si ritiene che nel controllo in qualche modo dei cambiamenti climatici l'albero, se diffuso in maniera importante sui nostri territori agricoli, possa avere un ruolo molto importante sia nella ricarica del carbonio al suolo, sia evidentemente nella modifica dei microclimi, della biodiversità, eccetera eccetera. E quindi qui entra in gioco il programma di sviluppo rurale della regione del Veneto per quanto riguarda il Veneto. Sì, il programma di sviluppo rurale del Veneto è tra l'altro uno dei pochi, perché sono 5 mi pare in tutta Italia, le regioni che hanno attivato la misura specifica, è la misura 8.2, ha una dotazione finanziaria non particolarmente importante, però è un segnale importante, cioè la Regione Veneto in qualche modo ha mantenuto questo slot nel ventaglio di opportunità per l'agricoltore, e auspichiamo tutti evidentemente che questa disciplina che in futuro potrebbe essere così interessante e importante per la nostra agricoltura trovi ancora spazio anche nella futura programmazione della politica agricola. Ci avviamo verso la conclusione. So che sono stati fatti degli accordi anche con l'Università di Pisa. Di cosa si tratta esattamente? Sì, stiamo chiudendo una convenzione interessante perché in particolare la più grande delle nostre aziende pilota dimostrative, quella di Valle Vecchia a Caorle. Scusa, ricordo che una delle prossime puntate di Radio Veneto Agricoltura sarà dedicata proprio ai vari progetti europei e non solo che si stanno portando avanti presso l'azienda di Valle Vecchia a Caorle. Prego. Ecco, no, appunto questa azienda ha qualcosa in comune con un'altra grande azienda invece gestita dall'Università di Pisa, e stiamo creando due realtà gemelle, tra virgolette, per testare questi modelli in realtà ambientali diverse, ma tutte e due caratterizzate da una certa criticità in tema di cambiamento climatico. L'azienda di Valle Vecchia, come l'azienda di Pisa, sono aziende vicine alla costa, quindi in aree particolarmente critiche dal punto di vista delle vicende climatiche. L'azienda di Valle Vecchia, noi sappiamo, è un'azienda che sostanzialmente è a pochi centinaia di metri dal mare, con tutte le problematiche che le nostre coste hanno in un contesto di cambiamento climatico. Ricordiamo la risalita del Cuneo Salino, l'esposizione particolare ai venti, la siccità, l'alternanza di siccità e invece eventi meteorici eccezionali, e evidentemente questi modelli vorrebbero anche dare maggiore stabilità e maggior resilienza alle aziende che operano in questi contesti. Bene, io direi che abbiamo un po' fatto il quadro in maniera abbastanza chiara su cosa è l'agroforestazione. Ci sarebbero ancora tante altre cose da dire, ma il nostro tempo a disposizione si sta esaurendo. Io ringrazio il dottor Federico Correale di Veneto Agricoltura per questa chiacchierata. Grazie a tutti. Ci diamo appuntamento per giovedì prossimo, sempre alle ore 11 e sempre sul profilo Facebook per la diretta video,
e sul profilo e sulla piattaforma Spreaker per la diretta audio. Un arrivederci a tutti da Renzo Micheletto e buona giornata.